Beh, insomma, c'è stata la sosta della nazionale, quindi di cosa parliamo, Presidente? Non so, parliamo di No, parliamo di figurine. Ah, dai, no, figurine. un attimo mi avevo Oppure se un po', vuoi sì. parliamo di quanto squaccarone ci va nella piadaina. Nelle piadaine, sì. Meglio crudo, culatello, va. abolliamo la pizza all'ananas, Ma anche stop quello è ai monopattini elettrici nelle tangenziali. Sì, Oppure sì. vuoi che parliamo della proposta del coprifuoco alle 19:30 ai bimbi minchia? No, firmiamo una petizione per riportare in cassa l'Esselunga Giusy Ferreri. Facciamo riposare un paio di annetti Lorietta Berti che ci ha stropizzato il sacchetto scrotale, ma poi ce ne restano 1000. Non so, parliamo delle camicie senza maniche di Manuel Agnelli. Parliamo dei 12 milioni di sai quanto gliene frega dei fischi a Donnarumma. Lo so. Lo so, la benzina continua a crescere, non ci sono più le stagioni di una volta, il problema dell'ozono, il scioglimento di ghiacciai, il nuoto è uno sport concreto, non so, dimmi tu di cosa vuoi che parliamo. Parliamo del più e del menaito, ma non so. Parliamo del prossimo impegno contro il Milan. Allora parliamo della prossima partita, anche se non sarebbe stato male, diciamo, nemmeno la raccolta firme da Giusy in Cassa 3, non sarebbe stato male. Veramente d'accordo. Oppure anche il coprifuoco ai bimbi minchia alle 19:30 e anche due paroline sulle camicie senza maniche dell'Agnelli. Vabbè, abbiamo capito. Va bene. Parliamo della prossima partita sensibile. Esatto, bene, parliamo. Allora, questa volta veramente mi piacerebbe sfatare questo tabù del San Siro, cioè veramente mai una volta che il Grecia Verona riesca a portare a casa il bottino pieno, sembra di aver gangato Nirt Kai Maran, non lo so, no veramente, cioè è come quando tampini una bella patacca, no? Eccolo che comincia anche lei adesso. La tappini e fischi, la vedi là in balera, allora ti offre da bere, ad ogni occasione ti butti a pesci per tacchinarla, fai simpaticone, la riempi di complimenti, tu vai alla grande e ogni volta sembra che sia quasi fatta, e invece il più bello, va che gli suona magari il telefono, dice scusa devo andare che c'ho mio padre che mi aspetta fuori col motocarro, adesso, o magari arriva un gigione del suo amico che ti si attacca proprio ai marauni come un gatto nero e non lo smuove neanche se gli butti lacrimogeni nella tasca dei jeans, e magari arriva una sua amica e si mettono lì a fare le history sull'Instagram, o magari è rimasto senza benzina o aveva una gomma a terra, o era crollata la casa, o c'era una tremenda inondazione, le cavallette, insomma, col 1000 rimane sempre lì, o di riff o di raffe, zero patacca, non si batte chiodo, 2 limoni e tutti a casa. Vabbè, spero veramente che questa volta si riesca a sfatare questo tabù con il nostro Igor Tudo. Grazie Presidente. Io guardo il gol del Ponta perché a me il bifido non mi piace. Non è che gli altri due mi sono simpatici, però c'era lui lì, allora gli ho detto così. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, i Fattorini di Verona, Airforte, la Fal.0 Serramenti.